Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, come sempre il Catania in primo piano perché ci avviciniamo al lunch match, la partita delle 12:30 del Massimino con il Crotone, ne parleremo durante tutta la puntata, ovviamente fare i puntati anche sul Trapani e sul Messina con le varie situazioni di classifica e anche legate all'extracampo, parleremo anche di calcio a 5 perché c'è la Meta Catania che va a caccia della Coppa Italia, domani la semifinale della Final. Parleremo di tutto questo con la nostra squadra formata come sempre inizialmente da Carlo Breve. Ciao Carlo. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Componente della squadra ormai da tempo, Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. E la nostra allenatrice, la nostra Anna. Ciao Anna. Buon pomeriggio a voi e ai nostri telespettatori. Anche oggi noi aspettiamo i vostri messaggi al numero in sovraimpressione per commentarli qui in studio. Aspettiamo i vostri messaggi, ovviamente momento positivo per il Catania, lo sappiamo, il migliore probabilmente di questa stagione, anzi senza il probabilmente perché sono 6 risultati utili e consecutivi con 2 vittorie di fila e certamente la partita con il Crotone è importante perché può segnare un passo verso il prossimo obiettivo che è quello ovviamente di disputare dei playoff da protagonisti. Ma io torno da Anna perché facciamo il punto della situazione e poi andiamo al dialogo in studio. Parte la 33esima giornata di campionato domani alle 15 con Cavese Trapani e Sorrento Latina. Alle 17:30 Juventus Next Gen Foggia, domenica 23 marzo alle 12:30 Catania Crotone, alle 15 Giuliano Messina e Monopoli Casertana. Si chiude la 33esima giornata lunedì 24 marzo alle 20:30 con Avellino Potenza e Benevento Picerno. Riposano per questa giornata Cerignola e Altamura. Passiamo alla classifica giornata. Cerignola 58 punti, Avellino 57, Monopoli 50, Crotone 47, Benevento 45, Potenza 44, Catania 43, Picerno 40, Giuliano 38, Cavese Juventus Next Gen 35, Altamura 34, Trapani 32, Sorrento 31, Foggia 30, Latina 27, Casertana 22 e chiude la classifica il Messina con 13 punti. Grazie Anna, guardando la classifica, l'abbiamo ricordato anche l'altra volta, quei 2 arancioni sono i play-out, non c'è più il rosso delle retrocessioni dirette perché ci sono ovviamente Turris e Taranto, ricordiamo la regola, più di 8 punti per evitare chiaramente il discorso dei play-out, in questo caso, in questo momento non si terrebbero per la differenza punti che c'è fra Casertana e Messina. Andiamo però, Carlo, guardando la classifica si capisce qual è l'importanza della partita del Massimino delle 12:30 di domenica, perché si capisce dove è il Crotone in classifica e si capisce chi ha fermato il Crotone nell'ultima giornata di campionato, cioè la capolista Cerignola. E mi viene da sorridere a pensare com'è il calcio, no? Fino a qualche settimana fa si pensava, se tu pensavi un ipotetico Catania senza inglese, ci facevamo la testa, no? Invece il Catania nel momento in cui il suo giocatore più rappresentativo è mancato per infortunio, ha iniziato ad anellare risultato su risultato, iniziando a diventare squadra, ecco. Nelle avversità è stato bravo Toscano a formare un gruppo coeso e a ristabilire determinati equilibri dentro lo spogliatoio che hanno portato a una serie di risultati importanti. Adesso c'è questa verifica importantissima con una squadra di grande valore, di grande spessore, e guardando la classifica non è più utopistico pensare al terzo posto. Io vedo 7 punti di distacco tra il Catania e il Monopoli, ritengo che non sia utopistico. Ricordiamo che il Catania non pensare. Giocherà un'altra partita, quella della settimana di Pasqua. Ma i 3 punti ma ti consentono, anche perché il Monopoli non è che stia facendo degli sfracelli, così come il Crotone che è una forte squadra. Domenica il Catania ha la possibilità di accorciare ancora la classifica. Ermanno, tu hai fatto l'analisi tattica ovviamente della partita con il Crotone, con tante cose che sono migliorate anche nel Catania
rispetto alle ultime partite, secondo me, anche nella capacità proprio di riuscire a trovare ad andare avanti nella manovra. Sì, diciamo che il Catania nei pareggi quelli casalinghi mi ricordano un po' la partita contro il Foggia, dove il pubblico mugugnava, comunque chiedeva qualcosina in più, tanto veniva da queste lamentele che potevano generarsi da uno sviluppo offensivo un pochettino sterile, o da un Catania che soffriva troppo la pressione della squadra avversaria o il gioco della squadra avversaria. Catania che invece sia a Latina che a Messina ha dimostrato di essere una squadra ovviamente forte, una squadra che è capace di dominare le partite, di vincerle nei momenti decisivi e di vincerle anche con degli aspetti tattici importanti, quali il gol del Catania nasce da uno schema provato e riprovato in settimana, ma soprattutto la capacità di non subire troppo le azioni offensive avversarie, e nel caso del secondo tempo del Catania abbassare un pochettino il baricentro per ripartire, e poi il Catania meritava, secondo me, correggetemi se mi sbaglio, anche il 2-0 nel secondo tempo, di chiuderla con delle ripartenze o di Dalmonte o dello stesso De Paoli, con quelle che sono quelle anche se ha rischiato nella parte iniziale del secondo tempo. Va detto che il Catania ha rischiato con la traversa e la parata di Lini sul colpo di testa di Costantino. Vi faccio vedere le immagini, grazie alla nostra regia, vi faccio vedere le immagini degli allenamenti, del primo allenamento di questa settimana del Catania, fornite dalla squadra della comunicazione del club, perché voglio tornare al sorriso di Toscano post Messina, quando Alberto Cigalini gli ha chiesto avere tanti giocatori finalmente in allenamento, che cosa cambia? Che cosa cambia, Carlo? Vedere appunto e avere la possibilità di dare intensità. Cambia che c'è competizione durante l'allenamento, ci sono 22 giocatori, i portieri più 20 giocatori di movimento, tutti allo stesso livello, che competono per avere una maglia titolare. Questa settimana sarà stata ancora più competitiva delle altre, perché gli 11 e gli altri che sono subentrati hanno fatto veramente bene, e quindi c'è chi scalpita, chi vuole mettersi una maglia titolare addosso, ma c'è chi non se la vuole far togliere. Questo fa sì che l'allenamento è sempre di qualità, intenso, e ci sia grande competizione, ci sia alta intensità durante gli allenamenti. L'allenatore gongola in queste situazioni. E infatti Gongola anche sorride, difficilmente l'abbiamo visto sorridere in questa stagione toscano. Sorride di sicuro come sempre la nostra Anna, che ci legge invece qualche messaggio che già sarà arrivato da casa. Eccomi con i primi messaggi. Una domanda per tutto lo studio: secondo voi veramente il Catania può svoltare in questo campionato? Non ci stiamo facendo prendere dall'entusiasmo semplicemente per 2 vittorie di fila? Altra domanda per Marco e Carlo: in attesa di Inglese, se vedessimo Stop e Jimenez dietro Dal Monte, vi piace come soluzione? Allora, ci stiamo facendo prendere, è normale. Non noi, ma insomma io credo che è anche giusto che l'ambiente inizi a rigenerarsi dopo 2 vittorie, dopo un momento di grande depressione. È giusto che la tifoseria, e mi auguro che domenica sostengano sin dall'inizio questi ragazzi che in queste 2 gare hanno dato dimostrazione di essere vivi e di voler essere protagonisti. È un momento positivo ed è giusto che insomma anche la piazza se ne renda conto. Poi chiaramente ci sono le controprove, c'è la partita con il Crotone, meglio di questa per capire se appunto il Catania può intraprendere un finale di campionato diverso rispetto a quello che è stato il campionato fino a qui portato avanti dai rossoazzurri. La cosa tattica per quanto riguarda Dal Monte, prima punta la vedo dura, perché secondo me Toscano ripartirà da Montalto, che pur non avendo fatto sfraceli, secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Ma forse pensavano più che per la partita di domenica come un'alternativa tattica. Può essere un'alternativa, la vedrei con Lunetta più che con Dal Monte, che è un classico 3 quarti, bravissimo a legare il gioco, bravissimo tecnicamente, bravissimo a saltare l'uomo nell'1 contro 1, ambidestro. Ma ti ripeto, Montalto secondo me ha fatto la sua onesta partita, soprattutto nel lavoro di rompighiaccio, ecco. Andava a lavorare, si è sacrificato per la squadra, ha fatto a sportellate con i difensori avversari, ha anche legato il gioco con una proprio con voglia di mettersi in mostra e di aiutare la squadra, quindi non mi è dispiaciuto il lavoro di Montalto. Poi l'ingresso di De Paoli
è stato al punto giusto, ha dato una marcia in più e ha cambiato le sorti della partita, perché Catania nei primi 15-20 minuti del secondo tempo ha sofferto parecchio. Si è limitato a buttare sta palla e ha favorito il Messina, che ha schiacciato il Catania nella propria metà campo, creando 1-2 situazioni da gol, facendo soffrire il Catania. Con l'ingresso di De Paoli e di Dal Monte ha svoltato il Catania, è riuscito di nuovo a giocare, ad avere coraggio e doveva, secondo me, non ha avuto il merito di chiudere la gara, ma la doveva chiudere e ha avuto le possibilità per chiuderla. A proposito di Dal Monte, abbiamo visto le immagini appunto del riscaldamento di Dal Monte durante la partita, prima della partita del Franco Scoglio. Fra un po' vedremo anche le immagini di Stoppa. Chiedo a Ermanno quanto appunto questa situazione dei trequartisti e questa competizione che si può creare in quel ruolo, con Lunetta che fa parte anche lui a tutti gli effetti di questi giocatori che possono agire alle spalle della punta. Questo può essere una svolta decisiva, perché quando hai giocatori così importanti, così rappresentativi e che legano e soprattutto spezzano le giocate della squadra avversaria o le giocate di prevenzione della squadra avversaria nella protezione della porta, sono giocatori che effettivamente ti permettono con l'uno contro uno o con delle giocate importanti di creare delle azioni pericolose che poi ti possono far vincere le partite. Il discorso di Dal Monte come prima punta, secondo me, è un po' lontana dai pensieri di Toscano, principalmente perché lui lì davanti vuole un giocatore che, soprattutto per struttura fisica più che per caratteristiche, perché De Paoli non è proprio un 9, però per struttura fisica vuole un 9, quindi secondo me meglio l'ipotesi Lunetta come prima punta rispetto a Dal Monte, anche perché vedi per esempio il Messina, a Messina il Catania ha giocato spesso da dietro, aprendo i braccetti, rischiando qualcosina in zona centrale, abbassando un pochettino il baricentro. Se la squadra avversaria ti viene a pressare alta e non riesce a uscire con come si suol dire, con pulizia dalla manovra di costruzione, ovviamente hai bisogno del riferimento davanti su una palla lunga o sul lancio che ti tenga il pallone, che ti faccia salire, che si fa far fallo quando c'è bisogno di farsi fare fallo, e quindi secondo me Montalto, De Paoli o Lunetta sono più propensi per quel ruolo lì. Giocare con Dal Monte, che dovrebbe giocare come falso 9, secondo me non fa parte proprio dei principi tattici del Catania. Ancora messaggi da casa con Anna, e poi facciamo vedere due schede di due protagonisti di questo momento del Catania. Ancora domande per mister Carlo. Per Carlo Breve, col ritorno di Di Tacchio, io farei rifiatare un po' De Rose, cosa ne pensi? Egregio mister Carlo Breve, mi sembra fin troppo ottimistica la sua previsione del terzo posto, significherebbe battere Crotone, Avellino e Potenza fuori casa. Saluti, Antonio 64. E ce l'auguriamo. Sei ottimista, vai dai, l'ottimismo è Io sono sempre ottimista. profumo della vita, no? Come dicevano. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi credo che questa squadra abbia le potenzialità di poter battere Crotone, Avellino e Potenza, perché no? Ci può stare, chiaramente ovvio che poi sarà il campo, a dire per quanto riguarda Di Tacchio per De Rose, perché no? Potrebbe essere un'opzione a favore di mister Toscano. Non toglierei in questo momento Quaini in forma stratosferica, che ha giganteggiato a Messina, quindi ci potrebbe stare una staffetta tra Di Tacchio e De Rose. Però, a proposito di vincere, non so, in idea utopistica, no? Idea più che utopistica, ottimista del mister, ovviamente c'è anche uno sguardo un po' più rivolto al futuro, perché se vuoi svoltare la stagione, se vuoi proseguire nel percorso playoff, sicuramente non incontri Latina e Messina, incontri squadre della caratura di Avellino, forse non Avellino, ma Cerignola o Avellino, incontri il Potenza, incontri il Crotone, quindi è giusto che il Catania si abitui anche a giocare e a vincere queste partite, in casa e in trasferta. Poi se sia terzo posto, quarto posto, quinto posto, però secondo me la squadra si deve abituare a gareggiare sotto certi livelli di competizione. Se arrivi a quei livelli di competizione e te la giochi alla pari, poi ovviamente il calcio è sempre un po' strano, episodi su episodi possono in qualche modo favorirti nel percorso dei playoff, però è giusto pensare con ottimismo a queste partite, pensare anche in maniera più realista che queste due vittorie sono state fatte con quasi le ultime della classe, quindi c'è da valutare questo. Esattamente, vi faccio vedere, dicevo, delle grafiche, perché abbiamo evidenziato alcuni dei protagonisti del momento del Catania. Uno su tutti, secondo me, è il portiere.
perché indubbiamente è vero che il Catania ha fatto tanto in questo periodo, ma ha fatto tanto anche perché dietro ha trovato una sicurezza con Andrea Dini. Guardate qua, i minuti giocati sono tutti, le 8 partite ovviamente ha giocato per intero, tutti i 90 minuti, un solo clean sheet, quello dell'ultima partita di campionato. Abbiamo messo delle parate decisive che non so se ricorderete, qualcuna sicuramente sì, quella con la Casertana ad esempio all'ultimo secondo della partita che balza il mantenimento del pareggio, la parata su Derisio a Monopoli sull'1-1, la parata su Simone ad Altamura e la parata su Costantino, l'ultima, quella a Messina. Insomma è un giocatore, secondo me, vi chiedo, che ha spostato gli equilibri in positivo per il Catania. Ricordiamo che il Catania prima di Dini ha utilizzato 5 portieri nel ruolo. Tanto è un ex Domenica. Esattamente. È un ex Crotone, quindi ci terrà particolarmente a far bella figura. Ha dato sicurezza sicuramente, buona personalità, si fa sempre sentire e dirige bene la difesa, non è molto strutturato fisicamente, ma tiene sicura la difesa. Io vedo la difesa molto sicura, avendo lui alle spalle. Ed è una caratteristica importante per il portiere, Armando. Assolutamente, assolutamente sì. Tempo fa non mi ricordo bene chi dei giornalisti parlò di questa cosa proprio nella trasmissione. Serve un portiere che ti porta punti, e questo sembra un portiere che effettivamente sta ricoprendo quel ruolo in maniera impeccabile, e soprattutto, come ha detto il mister, è un giocatore di grandissima personalità e carattere, è un giocatore che si fa sentire sempre, avere sempre una guida o una voce quasi petulante da dietro che ti guida, che ti dà sicurezza, che ti comunica le marcature, le scalate o il posizionamento o gli avversari dentro area. È una componente molto importante, lo vediamo per esempio. Però si vede che si fa sentire, si fa capisce. sentire, sì, ma per esempio mi viene da pensare, non Magnani è neanche un portiere molto strutturato e parla molto, comunica molto con la difesa del Milan, ed è stato negli anni un punto forte, un punto di forza importante per la squadra rossonera. Quindi sicuramente Dini in qualche modo lo è per i rossazzurri. Come hai detto tu, alcune parate le abbiamo elencate, ma ce ne sono altre. Abbiamo messo altre molto importanti, e soprattutto è un portiere che non ha paura a uscire, che non ha paura a fare l'intervento, che non ha paura ad andare incontro al pallone. Quindi è un portiere che secondo me finora, di quelli che abbiamo visto calcare, diciamo, il terreno di gioco, è quello che ci sta dando maggiore sicurezza. Torno da Anna, ancora altri messaggi da casa. Abbiamo menzionato Quaini in studio e ci scrivono: un plauso, anzi di più, a Quaini. Questo giocatore è l'esempio di quanto si possa essere seri e responsabili. Ha fatto anche degli errori, ma si è sempre ripresentato con coraggio, facendo bene in vari ruoli. E poi ci scrivono, ritornando a Dini: si parla sempre poco di Dini. Il portiere del Catania è uno dei migliori acquisti, sempre pronto, dinamico e salva risultato. Ne abbiamo parlato adesso, per cui si parla poco fino a oggi, no, nel senso, sto scherzando, ne abbiamo sempre parlato ovviamente, ed è certamente positivo quello che ha fatto Dini fino adesso. Quello che ci ha stupito a Messina è un altro giocatore della linea difensiva del Catania. Abbiamo tratto spunto anche in questo caso per fare una grafica, ed è Gherardi. Ricordiamo che Gherardi era uscito dai radar del Catania per un certo periodo, non giocava, era finito anche sul mercato, tanto è vero che ci sono tante presenze da subentrato, ci sono tante partite non giocate, come vedete dalla scheda, che sono 8, però nell'ultimo periodo mi sembra tornato quello di inizio anno. Perché Marco, l'aspetto fisico e mentale nel calcio sono predominanti, sono le cose più importanti. Lui adesso sta benissimo fisicamente, mentalmente si è liberato dalle zavorre del mercato, ha capito che era di nuovo considerato dall'allenatore, ha fatto un paio di prestazioni, quella di domenica veramente eccellente, strapotere fisico, si è proiettato più volte in avanti, ha cercato anche doppio passo e tiro in porta, insomma, vuol dire che sta bene ed è libero mentalmente. Ed è quello che poi si diceva sempre, no? Alla fine l'aspetto mentale è quello che conta più di tutti, e Gherardi certamente sta dimostrando di essere quello che un po' avevamo intravisto nelle prime
partite di campionato, curiosamente proprio quando il Catania aveva inanellato la prima serie utile, quella dei 5 risultati consecutivi, prima dei 6 di questo momento. Allora, io chiudiamo questa prima parte, volevo tornare da Anna perché facciamo una parentesi social, perché i giocatori quando poi si vince si lasciano anche un po' andare sui social, e Anna ci fa un po' il punto di quello che è successo durante la settimana proprio sui social dei giocatori rossazzurri. Esatto, i nostri calciatori dopo la partita di domenica hanno voluto sottolineare il cuore e la determinazione messa in campo. Vediamo l'immagine di Jimenez che ci scrive: che cuore ha questa squadra, il derby è nostro. Invece il centrale difensivo sottolinea che bisogna continuare a lottare. Stiamo parlando di Gennaro, chiaramente, sì, il difensore centrale del Catania, e poi abbiamo altro, sì, credo di sì. No, nient'altro. No, nient'altro, perché mi sembra che ci fosse un altro giocatore che aveva, ma comunque, insomma, i criteri sono questi anche per i nostri, per i giocatori del Catania, chiaramente, insomma, fare capire che questo gruppo c'è. Alla fine questa è la cosa più importante, no Carlo? Il gruppo fa tutto, no? E quindi, ma sai, da subito dopo il mercato questo gruppo si è riunito e coeso, poi ci sono state delle difficoltà legate a un organico veramente ridotto all'osso, però esatto, anche in quelle difficoltà il Catania la prestazione l'ha quasi sempre fatta, magari è arrivato qualche pareggio di troppo che ha creato un distacco con la tifoseria. Queste due vittorie ritengo meritano di nuovo un rinnamoramento e quindi bisogna sostenere questi ragazzi per il rush finale. I dati della prevendita dicono che appunto ci sarà sicuramente un maggiore riavvicinamento da parte del pubblico rispetto alle ultime partite. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo, andiamo a parlare più diffusamente dell'avversario del Catania, vale a dire appunto il Crotone. A fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra preview, andiamo a parlare dell'avversario del Catania, un avversario di tutto rispetto, lo sappiamo, per i giocatori che ha in rosa, per il gioco che esprime anche attraverso un allenatore che, Carlo, ti chiedo sul longo, andremo a vedere adesso proprio la scheda dell'allenatore del Crotone, sta facendo vedere di essere un allenatore di categoria ma soprattutto di qualità. Ah, brava la società. Sì. Del Crotone, è un momento di grande difficoltà perché il Crotone ha avuto dei momenti veramente in cui i risultati non erano confortanti, ha mantenuto la fiducia nell'allenatore, lo ha lasciato tranquillo, lo ha lasciato lavorare e i risultati si sono visti. Squadra che ha cambiato poco nel mercato invernale, ci sono solo 4 nuovi arrivi, diciamo il più simbolico. Di cui ce n'è uno di cui parleremo fra Murano, poco, che è un attaccante veramente completo che va a migliorare ancora la batteria di attaccanti già importanti che aveva il Crotone. Lui lo conosceva bene perché l'aveva avuto l'anno scorso a Picerno e lo aveva rilanciato perché Murano veniva da anni difficili. Nonostante sia un lusso per questa categoria, e ora sta ritrovando un po' la verve di Picerno. Andiamo a vedere proprio la scheda di Murano. Abbiamo visto Longo, ricordiamo appunto che ha fatto molto bene nel Picerno. Andiamo a vedere proprio la scheda di Murano, che abbiamo individuato come il faro attuale del Crotone. È stato il colpo del mercato, ovviamente, per quanto riguarda il mercato di riparazione. Come ricordava Carlo Breve, l'anno scorso sotto la guida di Longo ha messo a segno 20 reti, aggiudicandosi il titolo di capocannoniere del girone C della Serie C. Attaccante completo. Attaccante di qualità, ha segnato 4 gol da quando è arrivato. Sa realizzare in tutti i modi, quindi destro, sinistro, di testa, riempie l'area e dietro di lui gioca un altro giocatore di grandissimo livello che è Gomez. Come Gomez, che ricordiamo prima punta, interessava molto, tantissimo al Catania, molto prima vicino punta che gioca proprio alle spalle da 3 quarti, ma questo è un 4-2-4 come sistema di gioco. Momento del Crotone, e poi andiamo a chiederlo invece direttamente a un collega che troveremo proprio dalla città pitagorica, anzi lo vedo già inquadrato, per cui lo presento subito, Francesco Pitingolo, giornalista di CN24 TV. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, un saluto a te e ai tuoi ospiti in studio. Allora Francesco, abbiamo parlato del Crotone, ne abbiamo tessuto le lodi perché non si può fare altro in questo momento. Diciamo che si affrontano due squadre in grande salute. Come sta
il Crotone e come secondo te arriva la partita del Massimino? Beh, arriva la partita del Massimino con un'ottima, insomma, modalità di gioco, con delle idee, con convinzione dei propri mezzi. Tanti esami di maturità sono stati fatti quest'anno dai pitagorici, ai quali sono stati chiamati, e sembra che finalmente Mister Longo abbia trovato la quadra, insomma abbia iniziato nuovamente ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi, tali da arrivare ben preparato alla partita del Massimino, certamente con una convinzione in più, che è arrivata dopo la ottima vittoria contro la capolista Audace Cerignola. Senti, ci dai un po' l'idea degli assenti, di quelli che non ci saranno sicuramente al Massimino, a parte Vinicius che è squalificato? Sì, gli assenti saranno Ovizak, che ha avuto un infortunio proprio nella scorsa partita, Vinicius, lo dicevi tu, squalificato, ma certamente non sarà della partita neanche il tanto atteso Barberis a centrocampo che ritrova però le prestazioni di Gallo, e quindi ritengo che il centrocampo sia costituito appunto da Gallo, che è un altro giocatore conosciuto molto bene, dicevate prima di Murano, ma anche Gallo è un ex giocatore del Picerno, un ex giocatore che ha militato alla corte di Mister Longo proprio nella squadra lucana, e quindi insomma ritengo che il centrocampo sia costituito da Gallo e da Tronati, che tanto sta ben facendo nelle ultime uscite, chiamato appunto non solo a subentrare, ma nell'ultima uscita anche da titolare ha ben impattato contro l'Audace Cerignola. Cosa dobbiamo aspettarci invece, Francesco, nei tre che agiranno alle spalle di Murano? Chi saranno secondo te, se saranno confermate le scelte delle ultime partite o se ci sarà magari qualche sorpresa? Probabilmente Murano sarà, insomma, la punta prescelta dal tecnico, anche se non si esclude un recupero dei 90 minuti delle gambe di Marco Tumminello. Se così dovesse essere, certamente è possibile anche che si giochi con Tumminello alle spalle di Gomez, che tanto hanno ben fatto nella prima parte del campionato. Insomma, è un attacco, quello del Crotone, che certo non lo sto a scoprire io quest'oggi, è un attacco da sempre molto prolifico, che resta orfano probabilmente non anche di Silva che è stato colpito in settimana da attacco febbrile, ed oggi in conferenza stampa il tecnico ha assicurato la presenza di Federico Ricci appunto nella zona avanzata del terreno di gioco. Questa è l'altra notizia appunto che ci dai, legata appunto ai tre sottopunta, con l'indisponibilità di Silva e la presenza di Ricci. In che cosa vi ha stupito Longo in questa stagione? Perché l'inizio non è stato facile, magari qualcuno poteva pensare un conto allenare il Picerno, un conto allenare una squadra comunque che ha trascorso in Serie A come il Crotone, però poi, guarda, inizialmente era un programma biennale quello che ci si era proposti, la società aveva così programmato un eventuale salto di categoria, ma poi si sa, l'appetito viene mangiando, i risultati dopo le 10 partite canoniche che il tecnico aveva chiesto per rodare bene gli schemi, i risultati sono arrivati. Il Crotone ha cominciato a macinare una serie impressionante di risultati utili consecutivi, ed oggi è la quarta forza del campionato. Ecco che insomma con un mercato importante che è stato fatto, che ha visto sul mercato acquistare giocatori, non solo profili giovani per fare quel famoso minutaggio di cui in Serie C non se ne può fare a meno, perché insomma ritengo sia una delle pochissime fonti di entrate che le squadre hanno. Ha preso anche dei profili interessanti conosciuti dal Crotone, perché col Crotone non solo hanno fatto la storica stagione in cui il Crotone appunto nel 2016 ha maturato la massima serie, e quindi ha trovato anche in questo ulteriore acquisto di Federico Ricci, oltre a Barberis che era già stato acquistato da svincolato in una precedente sessione. Dicevo, comunque negli acquisti sono stati acquistati profili interessanti, e a completare la rosa sono arrivati, a completare questo attacco che è già esplosivo del Crotone, sono arrivati appunto Murano e Ricci, che si stanno rivelando insomma degli ottimi acquisti. Murano arriva a Crotone, subito 4 gol, quando magari con Foggia non aveva, era stato forse tanto atteso, ma non aveva trovato quella continuità che quella piazza si aspettava. A Crotone
trovato Longo, probabilmente Longo lo conosce bene, lo ha già messo a suo agio, si è ambientato nella piazza Crotone e quindi questo è certamente un ulteriore arco, un'ulteriore freccia meglio all'arco mister Longo, che questo Crotone può sfruttare non solo in questo rush finale di campionato, perché è vero, il calendario dice che mancano 6 partite, ma in realtà ne mancano 5, visto la penalità di Turris e Taranto, l'espulsione di Turris e Taranto, ma certamente sarà un profilo importantissimo che vedremo nell'ulteriore campionato, poi quello è dei playoff, che da qua a 6 giornate, diciamo almeno sulla carta, inizieranno e si dovranno disputare. Sì, buonasera, sono Carlo Breve. Mi dici un po' le condizioni di Giron, che secondo me è uno dei terzini sinistri più forti della categoria e che da qualche giornata è indisponibile? Sì, ti do ragione, certamente Giron è un giocatore fortissimo, su quella terzino fortissimo, sulla fascia scodella un numero grandissimo di palloni, ma Giron sarà out, ancora non ha recuperato dall'infortunio, non si sa ancora per quanto ne avrà, si pensa sia comunque arrivato quasi alla fine del recupero, speriamo di rivederlo, anche se per uno scampolo di partita già dalla prossima. Grazie Francesco, ci hai dato tante informazioni sicuramente utili in vista della partita di domenica. Grazie ancora, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. E allora noi andiamo a vedere invece le grafiche, la grafica legata alle statistiche a confronto. Abbiamo messo un po' insieme quelle che sono, queste sono le ultime partite del Crotone, ovviamente che delineano un po' il momento della squadra, la vittoria, quella di peso importante contro il Cerignola, il 2-1, ma anche certamente il pareggio di Benevento, la vittoria con il Giuliano mai facile, la vittoria con il Monopoli, l'ultima sconfitta è quella di Avellino, in mezzo c'era stata la partita col Taranto, praticamente che non conta più nulla. Andiamo a vedere, ecco, che scorre dalla nostra regia le statistiche a confronto, perché Ermanno le abbiamo incentrate un po' di più sui gol, perché dà un'idea un po' più chiara, no, di quella che è la situazione, soprattutto dividendo fra casa e trasferta, dove appunto il Catania ha una situazione particolare in casa, sia nei gol fatti ma anche nei gol subiti. Sì, diciamo che vediamo dei pro e dei contro di entrambe le formazioni, non solo del Catania, perché sì, è vero, come dici tu Marco, che il Catania fa un po' fatica, diciamo, rispetto ai 42 gol fatti, solo 17 ne ha segnati in casa, quindi nelle mura amiche al Massimino, quindi un 35,4% dei gol totali, a differenza invece del Crotone che sui 54, 32 le ha segnate in trasferta, quindi quasi al 50%, un po' più del 50% le ha segnate in trasferta, quindi non fa differenza per gli uomini di Longo segnare diciamo all'uscita o in terra nemica. E invece vediamo il Catania che è una squadra che prende pochi gol in casa, ne fa pochi ma ne prende ancora meno, sono solo 10 i gol subiti del Catania al Massimino, quindi il 30%, mentre il Crotone ha subito 20 gol fuori casa, quindi può essere un dato questo qui interessante, dato interessante che si collega a quelle che sono, diciamo, i contro in qualche modo del Crotone, che ha come pro, come diciamo dato a favore quello dei gol fatti, ha segnato 54 gol, quindi è la prima in classifica per gol fatti nel girone C. Lo vediamo nel primo dato che vedete nella scheda. Sì, diciamo su questo dato è la prima del girone, però poi vediamo diciamo l'altro lato della medaglia, che vede i gol subiti, dove il Crotone ha subito 41 gol ed è 12esimo addirittura, quindi fuori nella parte destra della classifica, nella parte destra, diciamo, della classifica, fuori da quella che è l'ottica della griglia dei playoff, e quindi sicuramente questo può essere un dato interessante. Ci ricordiamo un po' l'andata, il 3-2, e proprio per questo ho voluto inserire quelli che sono i gol fatti nel primo tempo, dove il Crotone ama fare tanti gol nel primo tempo, addirittura chiudere le partite o cercare di chiudere le partite nel primo tempo. Ricordiamo all'andata il 3-0 nei primi 45, e quindi sicuramente sarà una squadra che partirà forte, che vuole partire forte, che vuole mettere sotto l'avversario e che vuole andare in vantaggio di 1 o 2 gol nei primi 45 minuti.
è scontato, a dir poco, che Toscano comunque si aspetti tutto ciò e quindi soprattutto nei minuti iniziali vuole anch'esso in qualche modo mettere secondo me qualche tranello, trarre qualche tranello, qualche trappola alla squadra diciamo calabrese. C'è da dire che ovviamente il Crotone, per il reparto d'attacco, per i vari giocatori che abbiamo detto prima, è una squadra che offensivamente fa molta paura. Però anche l'abbiamo visto anche per i giocatori appunto che ci sono, oltre Murano e Gomez, si parlava prima addirittura anche di Tumminello, che chiaramente adesso rappresenta semplicemente un'alternativa, ma stiamo parlando comunque difficile parlare però di alternativa in Serie C di un giocatore che ha fatto 14 gol stiamo parlando e di 3 assist. Tumminello che in questo momento viene visto appunto come un'ipotesi alternativa all'attacco del Crotone. Io torno da Anna per altri messaggi da casa e poi ricominciamo a parlare ancora del Crotone. Continuando a parlare del Crotone, Antonello da Tremestieri ci chiede: buon pomeriggio, potreste ricordare com'è andata la partita in casa con il Crotone? Altra domanda per Marco ed Ermanno: quando fate il punto tattico sulla difesa ditelo che questa difesa senza Di Gennaro non è la stessa, il suo ritorno è fondamentale. Vabbè, prendiamo nota, No, non lo diciamo spesso. È giustissimo, ma Di Gennaro si vede la sua importanza. Anche prima Anna ha fatto lo spazio social, ha inserito quelli che sono i posti di Gennaro. Ormai nell'era social i giocatori pubblicano un po' tutto quello che è l'andazzo, no? E anche un po' gli umori dello spogliatoio, e Di Gennaro sicuramente l'abbiamo visto fin da ottobre, fin da novembre, che è un giocatore che è sempre presente nei social, che mette sempre post, storie di incoraggiamento o per la squadra o per il suo ritorno e recupero, e questo è un giocatore che è importante. Mister, mi puoi correggere se mi sbaglio, però giocatori del genere, soprattutto il centrale di difesa che ha un carisma così forte, è un'arma in più per una squadra soprattutto di categoria come il Catania. Gennaro è un giocatore che ha vinto, conosce la categoria, l'ha vinta più volte, quindi mette a disposizione del gruppo il suo carisma e la sua esperienza e la sua voglia di vincere. Ci chiedevano come è andata la partita d'andata, giocata a Crotone, non a Catania, ve lo ricordiamo, è il 3-2 con un inizio difficilissimo per il Catania, lo ricorderete, segnalano Silva, Gomez e Giron nel giro di mezz'ora, e poi nel finale invece la rimonta quasi dei rossazzurri con le prime reti di Stoppa, che poi si sbloccò proprio con questa partita e incominciò ad incidere nel Catania. Torniamo a parlare ancora del Crotone, Ermanno, lo facciamo partendo dalla fase di non possesso e andando ad analizzare quelle che possono essere delle difficoltà che possono avere in difesa, soprattutto nelle situazioni di palla aperta. Sì, forse non è proprio questo il loro sì. punto, diciamo, debole, non è proprio questa, però qualche volta capita su delle situazioni di palla aperta dove soffrono questa proprio chiave col Benevento, dove su un inserimento, su una palla aperta centrale, i tre difensori, in questo caso è una linea 3, ma sono i due centrali più il terzino sinistro, si fanno un po' prendere alla sprovvista da questo lancio alle loro spalle, e quindi inizia a essere un po' difficoltoso per loro la lettura. Qui un'altra situazione di palla aperta dove però questa si rifà un po' a quelli che sarà il taglio successivo, dove vediamo un inserimento alle spalle del terzino, quindi un inserimento diciamo laterale, e su questa giocata poi ulteriore palla aperta con cross rasoterra all'interno dell'area, e brevissimo poi Padula a tagliare alle spalle di Cagnelutti e a siglare la rete del momentaneo 1-2, 2-1 in realtà. Però diciamo che il punto, il focus principale dell'alert difensivo non è tanto quello della palla aperta, ma è quello che vediamo ora, è quello che stiamo per vedere, che è proprio la situazione sembra che loro si facciano un po' attrarre troppo dalla palla e magari lasciano degli spazi. Sì, lasciano degli spazi, gli spazi che lasciano di solito sono degli spazi non centrali ma laterali, ovviamente, però se lasci lo spazio laterale permetti ai giocatori che si inseriscono da fuori verso dentro di entrare con più facilità dentro l'area. Qui vediamo proprio col Benevento una situazione dove è proprio Groppelli, che è il terzino di sinistra, che si fa trarre dalla palla e lascia troppo lo spazio alle sue spalle. Qui vediamo invece una densità di 4 contro 2 in zona laterale, ovviamente non seguono, qui non c'è un assorbimento corretto del
dell'inserimento del giocatore del Benevento, e c'è il gol proprio della squadra di Pazienza. Qui un altro inserimento laterale che poi genera un pochettino di difficoltà, e questo è, diciamo, una chiave su cui poter andare a colpire. Ovviamente il Catania non ha degli esterni veri e propri d'attacco, però con l'utilizzo dei quarti, che possono essere Raimo, che può essere Lunetta a sinistra o Anastasio, potrebbe essere un'idea interessante, soprattutto con quelle giocate tra le linee per i tre quarti. Se su delle piccole situazioni di palla aperta o di 1 contro 1 vinte si può imbucare in quella zona lì per poi servire nella corsa il giocatore dentro area e poi lì creare della pericolosità. Il sistema di gioco, di solito noi ne parliamo, no, Carlo, quando facciamo anche le telecronache, tentiamo di capire come i due sistemi interagiscono fra di loro, fra virgolette. In questo caso 4-2-3-1 contro il probabile 3-4-2-1 del Catania. Diciamo che il Catania con squadre schierate 4-2-3-1 ha sempre lasciato un po' il palleggio, no? a favore della squadra avversaria. Proprio il Crotone, che ha affrontato più volte il Catania anche in Coppa Italia alla prima, ha avuto un dominio nella fase di palleggio ma sterile, cioè non ha provocato poi delle situazioni pericolose per la difesa del Catania. Credo che possa essere anche questa la scelta, perché ci sono da marcare dei giocatori importanti, soprattutto nelle due corsie. Se giocherà Ricci o Da Silva, dall'altro lato c'è Vitale che sta veramente giocando benissimo, un altro mancino di grandissima qualità. Dovesse giocare Gomez dietro Murano o dietro Tumminello o chi dei tre, due posti sicuramente sono due di questi tre giocatori. Il Catania avrebbe bisogno di marcare con la difesa a 5, insomma, di tenere più bassi Anastasio e Raimo qualora fossero loro, per andare poi ad essere in superiorità numerica dietro e una inferiorità numerica lì davanti, e quindi non sarà una pressione, secondo me, feroce dei due tre quarti e della punta sui 4 difensori del Crotone, mentre in mezzo al campo c'è una perfetta parità numerica con i due centrocampisti del Crotone e i due del Catania. Che appunto in teoria Quaini e De Rose sono stati gli ultimi che hanno giocato in quel ruolo. Legandomi proprio a quello che dice il mister, no? Mi ricordo un po' la partita di Picerno, che il Picerno giocava col 4-2-3-1. Il Catania si abbasserà secondo me tanto, uscendo alle volte soprattutto sulla palla sui terzini, forse in costruzione con i 2 tre quarti. Però mi voglio legare proprio al terzo taglio video, dove possiamo andare subito a vedere. Possiamo vedere che se il Catania, soprattutto questo lo fa nel secondo tempo, quando la squadra di Longo palleggerà in zona centrale, il Catania più volte è capitato di fare dei gol o delle azioni pericolose andando in transizione. È lì che il Catania può essere decisivo, su questa transizione centrale, su questo recupero centrale, andando dentro per Montalto o per Jimenez o per Lunetta o Dal Monte o Stoppa, di chi che sia. Però quelle zone là, se si recupera palla in zona centrale quando loro sono in palleggio, può essere un'occasione interessante, anche perché ho visto non solo in questa occasione ma anche in altre occasioni su cui non ho potuto fare il taglio, che il Crotone, soprattutto sulla marcatura preventiva, quindi sia Cagnelutti che Di Pasquale, quando poi hanno 35-40 metri di campo alle spalle da coprire, fanno un po' fatica. Quindi questo potrebbe essere un'altra caratteristica interessante. Il Catania aspetterà il Crotone, quindi gli darà il dominio del palleggio, però poi il Crotone ovviamente, se palleggia, però come dice il mister è un palleggio sterile e non riesce a trovare il varco giusto, potrebbe sbagliare qualcosina in costruzione nella parte centrale, e quando loro in qualche modo si fanno trovare impreparati, il Catania deve essere bravo a infilarsi dentro. Non si fa trovare certamente impreparata la nostra Anna, che ci dà ancora altri messaggi da casa, poi ritorniamo da Ermanno. Eccomi con altre osservazioni. Enzo da Pirolo Gargallo ci scrive: io spero che questo rush finale ci porti a qualcosa di entusiasmante. Per la bellissima Anna, ora che il Catania si sta un po' riprendendo, è ancora più un piacere guardarti mentre leggi la classifica, e speriamo che sia sempre meglio, lo spero anch'io. Giustamente. Io guardo al futuro e penso che la figura del direttore generale sia fondamentale. Marco, a che punto siamo? Ecco, a me le cose più difficili. La lettura della classifica. Diciamo che sì, si sta lavorando, lo sappiamo, ed è chiaro che probabilmente ci sarà un incontro, perché arriveranno
dei membri del Consiglio di amministrazione nella prossima settimana, anche per vagliare l'ipotesi del direttore generale per quanto riguarda il Catania. L'obiettivo chiaramente è tentare di fare in modo che questa figura possa esserci per dettare le basi della prossima stagione, per cui che possa esserci quanto prima. Chiaramente, ovvio, si sta lavorando per provare ad arrivare alla soluzione con Zarbano, che chiaramente è quello che in questo momento è il preferito, diciamo, quello che piace di più, ecco, per questo ruolo. Torniamo invece a parlare della fase di possesso, Ermanno, del Crotone, perché c'è il supporto che arriva dall'esterno difensivo. Lo chiamiamo ancora terzino perché ci sta ancora a chiamarlo così nella difesa 4. Sì, faccio vedere in qualche occasione proprio la spinta dei due terzini che saranno quasi sicuramente Guerini e Groppelli. Qui vediamo contro il Benevento addirittura tutte e due in una zona al 17° minuto, quindi non in una condizione di pareggio 0-0. Vediamo proprio tutte e due i giocatori terzini o gli esterni bassi, chiamiamoli come vogliamo, proprio nell'area di rigore. Qua vediamo un'altra situazione dove proprio in uscita da costruzione è Guerini a entrare dentro il campo e a ricevere come fosse una mezzala e poi a imbucarsi senza palla, inserirsi senza palla all'interno dell'area. E anche molte volte questi inserimenti sono fatti per liberare l'1 contro 1 Silva o Vitale o anche Ricci, e qui vediamo come il suo ingresso dentro area in qualche modo anche per, come ho detto prima, liberare la situazione di 1 contro 1 può essere interessante per poi in qualche modo dare manforte alla giocata offensiva e cercare poi di creare pericolosità nella tre quarti con delle situazioni di seconde palle. Questo sicuramente, questa presenza del terzino sarà una costante, perché mi ricordo il mister già l'aveva evidenziato lunedì, sicuramente loro spingeranno tanto con i 4 d'attacco, ma anche con questi esterni bassi che sono un 2004 e un 2003, ma che hanno tanta gamba e soprattutto vengono da scuole importanti. Guerini viene dalla scuola Atalanta, quindi è un giocatore abituato a fare più che altro il quarto di centrocampo, quindi ha nelle corde quello di spingere molto e di fare 100 metri praticamente avanti e indietro in continuazione, ed è un giocatore, saranno dei giocatori che cercheranno e metteranno sicuramente un pochettino in difficoltà la manovra offensiva, quindi la manovra difensiva del Catania. Però, come ti ho detto prima, Marco, se spingi tanto in avanti poi non sei lucido e ordinato nella fase difensiva, e quindi lì potresti in qualche modo colpirli. I cross che arrivano per le punte, abbiamo parlato della grande qualità che hanno lì davanti i giocatori del Crotone, ovviamente Murano, ma certamente anche Gomez e appunto anche Tumminello, che vengono cercati spesso e volentieri, giustamente. Vabbè, diciamo che la figura dell'attaccante in Serie C è una figura che richiama molto quelle che sono le caratteristiche proprio dei tre attaccanti, quali Gomez, Tumminello e Murano, che sono bravissimi, come ha detto prima il mister, sia a fare gol di piede, ma soprattutto a ricercare il gol di testa, che è una caratteristica importante in questa categoria. Qua vediamo proprio Vitale mettere un cross delizioso per la testa di Gomez col mancino. Vediamo proprio Gomez che fa un movimento bidirezionale dentro fuori e poi riceve, in realtà qui non si è visto, riceve la palla sul secondo palo e nasce il gol. Qui invece abbiamo un secondo, vabbè, diciamo che è saltato un po'. Sì. Comunque ecco qua, è ripartito il gol di Gomez. Qui invece vediamo un'altra situazione dove vediamo sempre il taglio di Guerini alle spalle della difesa, e poi su questo cross Silva, anche lui un mancino veramente delizioso, mette la palla per Murano. Qui invece col Benevento abbiamo una situazione dove si ricerca un 1 contro 1 esterno, si ricerca il fondo e sul cross è molto bravo Tumminello ad attaccare la palla di testa e a metterla non in rete, ma a mettere pericolosità alla difesa campana. Diciamo che questo taglio lo stiamo un po' immaginando, perché sì, noi gli altri, diciamo, passa da un taglio all'altro. Le altre due clip invece evidenziavano proprio sempre quella che è il dai e vai del terzino con l'esterno, e soprattutto mettevano in evidenza quella che è la capacità di smarcarsi di Murano e di attaccare la palla aerea e il cross, e di farlo in maniera ottima sia di testa, ma come vediamo qui
non la va a colpire di testa ma la va a colpire col piede, mette il gol dell'1-0 col Monopoli. E nel taglio poi successivo, nella grip successiva, vedi dai e vai, giocata di Groppelli su Vitale, sovrapposizione, cioè inserimento più che sovrapposizione di Groppelli tra le linee, e poi bravissimo Vitale a mettere un cross delizioso sempre per Murano, che taglia tra i due centrali, e questo è molto difficile da marcare, e poi è bravissimo a metterla. E questa è la qualità assoluta di questi giocatori, che appunto riescono a trovare, come fa Inglese, diciamo, come fa in Inglese nel Catania. Loro tanti mancini bravi proprio a puntare e mettere sta palla dentro, quindi sarà importante il lavoro di Anastasio e di Raimo a limitare i due attaccanti esterni del Crotone, limitare Vitale, limitare Da Silva o Ricci. Vediamo chi giocherà, per limitarli al cross, perché se arrivano questi palloni lì in mezzo, insomma diventa poi più complicato. Una bella guerra, anche se i tre difensori del Catania sono ben strutturati fisicamente, di testa sanno dire la loro, ma il posizionamento diventerà importante dei difensori, ma ritengo che ancora più importante sarà evitare che i due attaccanti arrivino al cross. Vi faccio vedere invece delle immagini sempre in colori rossazzurri, ma che arrivano da Iesi. Facciamo una pausa con il calcio, andiamo a parlare del calcio a 5, perché si sta tenendo la Final 8 di Coppa Italia, è impegnata la squadra di Catania, la Meta Catania, che è riuscita a vincere nei quarti di finale i rigori con Roma. Il punteggio è stato 2-2 nei tempi regolamentari. Questo è il primo gol di Gianluca per la Meta Catania. Questo è il bellissimo gol del 2-1 provvisorio siglato da Anderson. Poi la Roma riuscirà a pareggiare l'incontro. Rivediamo questo gol veramente pregevole all'incrocio dei pali, e si andrà ai calci di rigore che vediamo. Si è andati ai calci di rigore che vediamo in questo momento, con le trasformazioni da parte di alcuni giocatori della squadra rossazzurra, e poi vedremo quella che è stata un errore da parte della squadra etnea, ma anche l'errore decisivo da parte della squadra romana, con la parata del portiere Tim, che eccolo qui in questo momento, che va proprio a respingere la conclusione, e poi arriverà il rigore decisivo da parte di Salamone, che dà poi la vittoria alla squadra rossazzurra con il punteggio, eccolo qua, di 7-6, con la relativa esultanza, e la qualificazione alla semifinale della Coppa Italia, che si terrà domani contro Genzano alle 18:30, sempre a Iesi, per cui un appuntamento importantissimo per la nostra squadra di calcio a 5. Andiamo a sentire 30 secondi che cosa pensa del prossimo avversario l'allenatore proprio della Meta Catania, Juan Ra. Credo che lo più importante in questo momento è recuperare dopo la partita contro la Roma. Credo che tutti abbiamo tantissima illusione e motivazione per giocare contro Genzano. Sappiamo che è una squadra con tanta esperienza, tanti buoni giocatori a livello di squadra anche, ma credo che anche noi abbiamo dimostrato che possiamo dominare durante la partita e che avremo la nostra possibilità di passare alla finale. In bocca al lupo dunque alla Meta Catania. Seguiremo ovviamente anche attraverso i nostri telegiornali la cavalcata di questa squadra, chiaramente lo sappiamo, campione d'Italia, che sta provando a conquistare la Coppa Italia. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, spazio ovviamente anche alle altre due squadre siciliane, il Trapani e il Messina, fra poco. Ritorniamo in studio, terza parte della nostra preview. Abbiamo detto fare i puntati in questo caso sulle altre siciliane di Serie C. Vedo già collegato il nostro Franco Cammarasana. Ciao Franco, buon pomeriggio. Marco, buon pomeriggio a te. Allora, situazione in casa Trapani, la discutiamo un po' da qualche settimana, situazione difficile, complicata, con il presidente sempre sugli scudi con i suoi messaggi. In questa settimana ha fatto anche un po' ammenda, no? In certi casi. Infatti si rende conto di avere fatto delle scelte poco oculate, quantomeno in buona fede, ma sicuramente sbagliate nel corso di questa stagione, al contrario di quanto
invece sono state azzeccate quelle fatte nella pallacanestro, che, come molti sapranno, è capuzza nel campionato di Serie A. Il Trapani cercherà domani gioca a Cava dei Tirreni, cercherà di dare un colore diverso a quello che ha contraddistinto il mese di marzo, un colore nero, che più nero non si può, perché 4 sconfitte consecutive contro Audace Cerignola, Monopoli, Avellino Giuliano, in più 10 punti tolti dalla classifica, è sceso da 42 a 32 punti, e domani, ripeto, affronta una squadra, la Cavese, che è in gran forma perché viene da 5 risultati utili consecutivi, ha vinto domenica scorsa fuori casa in campo molto importante come quello di Foggia, e ripeto, contro il Trapani può dare seguito a i risultati, anche se è primo di uno dei suoi attaccanti migliori, Viglietti, appiedato dal... Per quanto riguarda tutti gli uomini a disposizione, dopo la partita con Giuliano sembrava che il dovesse andare via, e lunedì mattina in sede c'è stata una riflessione con il presidente Antonini e il direttore sportivo Giuseppe Pavone. Alla fine si è deciso in giornata di continuare a dare fiducia a Torrente, che tra l'altro anche oggi ha confermato di essere convinto di poter tirare la squadra da questa situazione e di riportarla nella griglia dei playoff. Ci sono 2 partite perché il mese di marzo finisca, ripeto, questa di Cava dei Tirreni e poi il derby col Catania. Bisogna far punti, e la partita dove il Trapani deve assolutamente far punti è quella di domani. Senti, la Simonetta Lamberti. Franco, ci dicevi appunto che siamo nell'immediata vigilia perché si gioca domani alle 3, in questo momento domani il Trapani sarà in campo proprio a Lamberti di Cava dei Tirreni. Quale può essere la probabile formazione a questo punto? Ci sono delle indicazioni probabilmente più precise, essendo già verso la vigilia della partita? È stato lo stesso Torrente a rimarcare il fatto che lui crede fermamente intanto in questo modulo, il 4-3-3. E poiché la squadra, soprattutto nel primo tempo contro il Giuliano, sul piano del gioco non ha demeritato, poi come al solito in difesa ha commesso i soliti errori, svarioni che hanno costato per il risultato. È probabile che qualche novità ci sia. Intanto sicuramente confermato Wikai tra i pali, che non ha assolutamente colpa questo ragazzo bellissimo per i gol subiti, e poi in difesa dovrebbero essere confermati i 4 Zappella, Malomo, Silvestri e Benedetti, ma ci potrebbe essere qualche novità, come il rientro di Sabatino, che contro il Giuliano non ha giocato. Poi i 3 di centrocampo dovrebbero essere Toscano, Carraro e Ruggiero. Anche lì potrebbe esserci qualche novità, però dovrebbero essere questi 3. E poi in avanti Ciuferri a destra, Atriello al centro e Pannello a sinistra. Nel secondo tempo della partita con Giuliano, Torrente ha provato anche quale non è portato male, ha un ragazzo che ha delle ottime doti, però chiaramente deve entrare meglio in questo contesto, che è questa squadra completamente rinnovata a fine gennaio e che deve ritrovarsi, ripeto, una squadra abbastanza giovane rispetto a quella della prima parte del campionato, però c'è il problema che deve far punti e non sarà facile, ripeto. Esattamente. Grazie Franco. Grazie Franco, buon pomeriggio anche a te. Ciao Franco. Grazie ancora per le indicazioni che arrivano da Trapani. Noi da Trapani ci spostiamo virtualmente, anche no, fra virgolette, a Messina con il nostro Francesco Triolo, che vedo già collegato. Ciao Francesco. Allora, reduce il Messina ovviamente la sconfitta nel derby, un derby però giocato comunque bene, con qualità, con voglia, con i tifosi che poi alla fine hanno fatto capire di non voler mollare fino alla fine, no? E Marco, questo può essere l'unico valore aggiunto in questo momento per il Messina, per tutta la piazza, perché sostanzialmente le prestazioni sul campo alla fine dicono che il Messina
può continuare a sperare, a giocarsela, anche se il distacco dalla Casertana ormai è di 9 punti, il Messina ha una partita in più rispetto alla squadra campana, quindi diventa difficile anche dover raggiungere il play-out, la disputa del play-out, e come sappiamo oltre gli 8 punti di distacco non si disputerà, però il Messina ancora ci crede. La partita contro il Giuliano sarà uno spartiacque importantissimo per quello che concerne l'aspetto sportivo, quello di campo, perché il Messina deve cominciare a fare punti, a dare continuità di risultati alle prestazioni. Il Messina visto a Cava dei Tirreni è stato un Messina che ci ha creduto sino alla fine, ha recuperato anche 2 gol di svantaggio. Quello con il Catania ha giocato una partita a tratti anche allo stesso livello del Catania, che sicuramente è una rosa più competitiva. È chiaro che adesso deve capitalizzare le occasioni e cercare di portare a casa punti pesanti. Tutto questo mentre c'è una situazione societaria che, come al solito, da un paio di settimane non cambia. Sostanzialmente Adinvest è svanita nel nulla, potrebbe coprire la rata del salvacalcio di questo mese, ma non è ancora detto, e poi sta trattando con questo gruppo americano l'ipotesi di un subentro del gruppo americano, anche se domani scade il termine dei 30 giorni da quando Sciotto può fare valere la clausola rescissoria del contratto, visto che non è stata pagata la prima rata, e quindi è tutto in bilico con questa spada di Damocle. Difficile che si possa arrivare ad una soluzione in tempi brevi. Intanto però la sabbia nella clessidra è ormai agli sgoccioli, e quindi diventa complicato anche immaginare cosa possa accadere il 20 aprile, quando ci sarà da pagare la tranche, quella sì pesante, degli stipendi, che potrebbe comportare, al di là delle penalizzazioni magari si possono scontare nel prossimo campionato, però un mollare definitivo da parte del Messina. Così come hai visto tu l'altra sera al Franco Scoglio, non ha intenzione né la squadra né il pubblico. 7.000 persone per una squadra ultima in classifica è tanta roba qua a Messina negli ultimi tempi. Senti, andiamo alla probabile formazione, Francesco, delle difficoltà che ha Banchieri in questo periodo, però appunto, come dicevi tu, può contare sul gruppo, e l'ha fatto vedere anche nella partita con il Catania. Non stanno benissimo né Lia né dell'Aquila, quindi la formazione di Banchieri sarà anche condizionata da alcune assenze. Torna però Crimi in mezzo al campo, dove Buchel è anche lui alle prese con dei fastidi fisici, quindi la formazione potrebbe ricalcare quella vista contro il Catania, con Tordini alle spalle di Luciano Costantino, oppure la novità potrebbe essere quella dell'inserimento anche di Vicario al fianco di Tordini e Luciani, unica punta. Al posto di Elia dovrebbe giocare Ghianfi, e Marino, anche se non sta benissimo nemmeno lui, dovrebbe essere regolarmente al centro della difesa con Gelli. Questa in linea di massima è del 4-3-1-2 che abbiamo disegnato, ma potrebbe cambiare in qualcosina proprio limitata. È naturale che conterà molto anche la testa, e capire che questa è veramente la partita spartiacque della stagione del Messina. Domenica alle ore 15 in casa del Giuliano. Grazie Francesco, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio a voi. Io ritorno da Anna, altri messaggi e poi andiamo verso le probabili formazioni invece del Massimino. Altro quesito per lo studio: buon pomeriggio a tutti. Avrei una questione da chiedere, ma questa società quando farà qualcosa di serio? Non abbiamo un campo d'allenamento, non abbiamo il vecchio logo, non abbiamo un direttore generale. Un primo passo vogliono farlo? Invece Edoardo scrive: buonasera a tutti, le partite bisogna vincerle al primo tempo, se le squadre te lo permettono, non aspettare e soffrire fino alla fine, e Toscano purtroppo non ha queste caratteristiche di aggredire l'avversario. Aggressione? Poi andiamo alla società. Aggressione dipende, perché ci ha fatto vedere di essere molto, diciamo, in qualche modo
diversa l'approccio del Catania alle partite, perché ci sono delle squadre che amano il palleggio e che devi far giocare, ci sono delle squadre invece che fai giocare con l'obiettivo poi di andargli a rubare, andarli a morderle già nelle loro tre quarti. Ci sono squadre che vai a pressare alto, quindi dipende dalle caratteristiche in quel momento dei tuoi 11, dipende dalle caratteristiche dell'avversario, dipende dalla condizione dei tuoi giocatori, dalla condizione, soprattutto dalla capacità dei tuoi difensori di scappare all'indietro, dipende da vari fattori. Diciamo che nel calcio non è vero che chi va a pressare in avanti, chi va a pressare nella tre quarti vince sempre le partite, perché poi non è così. Non è vero che chi aspetta o chi fa sta con un baricentro basso e poi riparte. Non c'è una verità. Diciamo, ci sono tante piccole verità, tutte giuste e tutte sbagliate nel mondo del calcio, quindi bisogna saper invece lavorare e mettere i giusti principi nei momenti diciamo giusti, a seconda dell'avversario, a seconda del tuo momento. Andremo fra poco l'angolo tattico. Sull'altra domanda, beh, è chiaro, ci sono varie correnti di pensiero, capisco anche i tifosi ovviamente, perché attendevano tanti risultati anche sotto l'aspetto di ciò che ci poteva essere fuori dal campo da parte di questa società. Per il momento siamo ancora a determinati tipi di valutazioni. È vero che sul direttore generale ne abbiamo parlato, su Teodosi del Grifo se ne parla ormai da tempo. Chiaramente, ovvio, urgono le risposte chiaramente, e riuscire ad avere appunto una casa veramente dove poter allenarsi e dove poter giocare. Torniamo all'angolo tattico per quanto riguarda il Catania, Ermanno, perché hai analizzato la situazione legata anche alla linea difensiva, perché ci sono dei momenti in cui la linea difensiva riesce anche bene a contenere l'azione offensiva avversaria, anche alzandosi, certe volte non sempre all'unisono, se così possiamo dire. Diciamo che questa volta abbiamo dovuto prendere il pelo nell'uovo, ecco. Sì. No, il primo taglio, intanto salta la grandissima azione dell'Aquila, che mette praticamente a sedere due giocatori in una situazione di 1 contro 1 a sfavore. Vediamo però invece come la linea addirittura da 3 passa a 4, copre bene lo spazio davanti a Dini, e poi si fa ovviamente attrarre dalla palla, quindi va in uscita sul pallone per limitare quello che è lo spazio e il vantaggio dello specchio della porta per dell'Aquila. Però quando si alza la linea è giusto che la linea si alzi, visto che lavora diciamo di reparto, si deve alzare tutta insieme, non lasciando diciamo in qualche modo non lasciando soprattutto dei giocatori liberi in posizione regolare, come in questo caso Costantino. Visto che la parte diciamo vicina alla palla si alza, gli altri due devono alzarsi, perché sennò rischiano di mantenere uno o addirittura due uomini dentro area da soli, che dell'Aquila in questo caso già era proiettata al tiro, ma se avesse, non so, con una buona invenzione trovato lo spazio, il filtrante per andare a giocare alle spalle della linea di pressione, lì sarebbe stata una brutta gatta da pelare. Sì. L'attacco al muro non è stato perfetto. Esatto. E poi hai detto abbiamo fatto un po' le pulci, no? Sì. In questo caso, proprio nel colpo di testa di Costantino, si è andato a vedere come sia riuscito il Messina ad avere posizioni di vantaggio anche partendo da posizioni di svantaggio, cioè da 1 contro 2. Sì, Marco, ma principalmente te l'ho inserita perché come abbiamo visto nell'ultimo taglio video del Crotone, loro quasi sicuramente su palla laterale, che sia del terzino che sia dell'esterno, dentro area ti faranno trovare Gomez, Tumminello, Gomez e Murano lì dentro. Quelli sono. Ma proprio perché quelli sono difficili da marcare, quindi sai, Costantino me ne voglia, però era un avversario un pochettino più lieve, diciamo, da contenere. Quegli altri due invece, quegli altri 2 o 3 sono difficili da prendere, quindi non bisogna abbassare la guardia, e in questo taglio vediamo proprio come da una situazione di vantaggio di 1 contro 2 in queste due piccole situazioni dove ci sono 2 giocatori per un opponente del Messina, vediamo proprio su questo cross l'errata posizione di Gega, che secondo me si fida un po' troppo delle sue capacità, si fa trarre un pochettino dalla risalita della linea, e soprattutto si fida secondo me molto di quello che è l'arrivo di Anastasio, se non sbaglio, accanto a lui, e che in qualche modo doveva coprire le sue spalle, e questo
Diciamo che col Messina, anche per fortuna di Dini, te la sei scampata, col Crotone non Per so se qualità di Dini, diciamo. cioè, rischi un pochettino di più, quindi lì il Catania deve essere bravo, anche perché ci ha fatto vedere in realtà anche soprattutto a Messina di essere molto attenta ormai sulle palle laterali, di aver comunque con maturità essere cresciuta sotto questo aspetto, quindi ancora di più questi livelli di attenzione devono essere alti. Questa era la fase più difficile della partita, quella che abbiamo visto con l'occasione di Costantino, con la traversa colpita dal Messina. Poi si è aperta un'altra fase in cui il Catania ha avuto la possibilità e non ci è riuscito a chiuderla, però ha fatto vedere nelle ripartenze di riuscire a premiare determinate posizioni in campo. E a premiare determinate caratteristiche, quelle Sì. di Dal Monte, no? Perché dall'ingresso di Dal Monte ha creato una verve, diciamo, offensiva importante. Qui vediamo proprio una situazione di ripartenza dove c'è proprio Dal Monte e De Paoli, e poi vediamo la bellissima sovrapposizione di Jimenez, che viene osservato da De Paoli, che aspetta il concetto che ha detto la volta scorsa proprio il mister diciamo, durante la partita, il fatto di provocare l'avversario. Questa è una cosa importantissima, provocando l'avversario, aspettando fino all'ultimo, liberi lo spazio e il tempo al compagno per andare al tiro. Jimenez qui poteva fare sicuramente meglio, però è una ripartenza interessante e ottima quella del Catania, che in questa occasione, così come in un'altra, poteva chiuderla e poteva in qualche modo chiudere e mettere in ghiaccio il risultato. Mettere in ghiaccio la partita. I calci d'angolo noi li analizziamo sempre. In questo caso troviamo come protagonista uno dei protagonisti della partita, che è Higuaín. Sì, diciamo che ovviamente il secondo taglio che faremo vedere successivamente è quello del gol. Questo invece non è del gol, ma vediamo un'altra modalità di attacco della palla. Vediamo 3 giocatori sul secondo palo, uno che invece è in zona centrale, e invece vediamo Higuaín partire leggermente più defilato rispetto al gruppone centrale, e proprio sulla partenza capisce è molto recettivo qui col timing giusto ad attaccare quello spazio davanti all'uomo sul vertice. Colpisce bene, non benissimo il pallone, però colpisce, diciamo, con i tempi giusti il pallone e lo indirizza verso l'area. E questo potrebbe essere un'altra modalità, diciamo, di attacco del calcio d'angolo, che può essere anche un dato interessante, perché abbiamo visto, spesso ne abbiamo parlato, ne ha parlato pure il mister durante la partita, della capacità del Catania con diciamo 1 su 3 quasi, una probabilità di 1 su 3 sul calcio d'angolo va a tiro, quindi è un dato che soprattutto in Serie C può essere molto interessante, e come si è visto, diciamo, nell'occasione del derby, può portare a vincere le partite. E infatti lo vediamo subito, ed è l'ultimo taglio che vi facciamo vedere. Il Catania ha vinto il derby proprio partendo da un'azione d'angolo. Questo è uno schema provato e riprovato che devo dire molto molto bello, anche un po' andando a colpire quelli che sono delle disattenzioni secondo me della retaguardia del Messina. Si creano 2 blocchi, il primo lo fa Gega, che porta via l'avversario e lo tira praticamente dentro la porta, il secondo lo fa invece il giocatore sul vertice, che blocca quella zona lì per l'uscita, diciamo, dopo lo scarico di Anastasio, e poi è molto bravo qui Lunetta a ritagliarsi quello spazio, e Anastasio a mettergliela proprio sul suo piede forte e a permettergli poi di andare al tiro. Però sono da analizzare molto, a parte lo spazio che si è ricreato per Lunetta, è importante vedere il blocco di Gega che tira fuori l'avversario e il blocco invece del giocatore sul vertice, che permette in qualche modo di liberare lo spazio. Quando, diciamo, riesce uno schema del genere, è un gol che non segna un giocatore, ma lo segnano in 5-6, ed è poi molto molto bello l'abbraccio. Ero a bordo campo, proprio ho visto anche l'esultanza non solo per il gol del vantaggio, ma anche per la qualità, per come è arrivato questo gol, la riuscita di uno schema ti dà tanta soddisfazione per chi l'ha preparato, per chi ci ha perso tanto tempo in un'esercitazione, ripaga. Veramente fa tanto piacere. Sì, è stato bello l'abbraccio proprio di Lunetta e Gega penso sia il collaboratore che si occupa dell'aspetto dei calci piazzati, visto anche molto giovane. Questa è una cosa importante, perché in qualche modo noi diciamo che lavorate sotto questo che ci approcciamo così al mondo soprattutto del professionistico, è bello quando sei in qualche modo ripagato in questo modo, e i giocatori te lo ritornano quell'affetto, quella fiducia. E il Catania lo è stato sicuramente. Noi ci fermiamo, fra pochissimo le probabili formazioni del Massimino.
Siamo quasi alla fine della nostra preview, andiamo e torniamo invece da Anna per alcuni messaggi o l'ultimo messaggio da casa. Eccomi con gli ultimi messaggi, stavolta più positivi rispetto a quelli precedenti. Forza Catania, domenica bisogna centrare la terza vittoria consecutiva. Buongiorno, se il Catania dovesse vincere domenica ci sarà il sold out nelle prossime partite al Massimino. Forza Catania da Toruccio. Com'è possibile che il Catania non ha giocatori che tirano da fuori area tranne qualche rara volta Jimenez? Pippo da Mister Bianco. Ecco, questo su Jimenez? È perché per caratteristiche De Rose non è un tiratore, Sturaro non è un tiratore, Vitacchio non è un tiratore, Quaini ha un buon tiro dalla distanza, ma non è così avvezzo ai gol. Jimenez sì, Jimenez ha il tiro dalla distanza perché ha qualità e calcia bene. E queste le partite poi sold out, certo, ovviamente ce ne sarà una sola nella stagione regolare, che è quella con l'Avellino, subito dopo quella col Crotone, poi chiaramente bisognerà capire dove il Catania si posizionerà per la griglia dei playoff. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere che cosa può disegnare Toscano. Allora, intanto vi dico chiaramente, Toscano ha tenuto tutti molto sulla corda in questa settimana per quello che ci è dato sapere, perché insomma è importante, visto che chiaramente ha la possibilità di scegliere, è giusto che tutti siano e si sentano protagonisti. Possiamo andare a vedere quella che è l'ipotesi, ricordando che domani c'è la rifinitura, la squadra si è allenata alle 12:30 oggi, si allenerà alle 12:30 anche domani, perché chiaramente ci si allena nella stessa ora della partita. Quali sono i dubbi? L'esterno, il braccetto sinistro, noi abbiamo messo Allegretto, ma c'è il ballottaggio ancora con Gega. La linea dei 4 di centrocampo dovrebbe essere questa, e poi chiaramente tante opzioni ci sono lì davanti, però l'ipotesi che noi reputiamo in questo momento più plausibile è quella che venga confermato Lunetta come trequartista con Jimenez alle spalle, è l'unica punta, anche lì ballottaggio Montalto De Paoli, con Montalto però favorito. Questa è l'ipotesi che vi diamo chiaramente adesso. Ricordiamo che appunto domani, appunto con la seduta di finitura, probabilmente scioglierà tutti gli ultimi dubbi Toscano. Per quanto riguarda invece il Crotone, l'abbiamo detto anche durante la trasmissione, questo è il 4-2-3-1. Ricordiamo che appunto non c'è Vinicius, che è squalificato, non ci sono Giron, Ovisiak e Barberis, e non c'è Sassi, il portiere, che è impegnato con la nazionale, per cui giocherà D'Alterio. Lì dietro Mulano, come detto, Ricci, favorito dalle condizioni in questo momento del suo concorrente per il ruolo, chiaramente, per cui in teoria dovrebbe essere Ricci a partire. Andiamo poi agli arbitri. L'altra volta ce li siamo dimenticati, mi diceva Ermanno aveva portato bene, non so che vogliamo fare, non li facciamo vedere, vabbè, li facciamo vedere questa volta. Andiamo con l'arbitro, che è di Padova, e poi i due assistenti, che sono Zanellati di Seregno e Parisi di Bari, e il quarto ufficiale, che è invece Gemelli di Messina. Va bene, noi siamo arrivati alla conclusione, mi dicono anche dalla regia, proprio mi invitano al saluto. Io saluto intanto Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco, grazie, buona serata a tutti. Saluto anche Ermanno. Ciao Ermanno. Florio. Ciao Marco. E saluto la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao, grazie per essere stati con noi. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, stesso posto e stessa ora. Io vi ricordo invece, grazie ancora Anna, vi ricordo invece gli appuntamenti con lo sport di Telecolor a partire da domenica, primi collegamenti al Massimino a partire dalle ore mezzogiorno, proprio mezz'ora prima della partita con il Crotone, e poi chiaramente avremo invece le altre col problema al microfono, lo tengo in mano, dunque, per cui poi lunedì invece anteprima corner e corner, e poi la registrazione della partita, e noi, come ha detto Anna, ci rivediamo invece venerdì prossimo. Ciao.